Ma è probabile, però io registro che è l'unico leader politico che ha fatto la scelta di non ricandidarsi, creando le condizioni di un ricambio generazionale. Tutti quanti parlano del ricambio generazionale, però poi nei fatti sono sempre gli stessi. In questo caso il nostro Presidente Di Pietro ha detto: io sono 20 anni che sono parlamentare tra europeo e nazionale, do la possibilità a una nuova classe dirigente di misurarsi, perché la politica ha bisogno di cambiamento e se non cambiamo anche gli uomini è chiaro che è difficile cambiare la politica. Il Presidente Di Pietro, che noi ringraziamo moltissimo, ci sarà sempre, c'è sempre come Presidente onorario, ma certamente c'è un nuovo gruppo dirigente a livello nazionale, c'è Ignazio Messina, il nostro segretario nazionale, ci sono un gruppo di giovani candidati in gamba, preparati, società civile vera, che vuole dare un contributo di cambiamento, perché come abbiamo detto nel nostro... È comunque un nome molto conosciuto e spendibile, visto che si vota con proporzionali preferenze. Assolutamente sì, per noi sarebbe stato più comodo presentare Antonio Di Pietro e magari presentarci anche insieme ad altre liste per arrivare al soglia di sbarramento. Abbiamo fatto la scelta di riproporre l'Italia dei Valori, che ha un nuovo simbolo, appunto con una nuova scommessa, un nuovo corso, proprio perché riteniamo che i valori che abbiamo sempre rappresentato, dai diritti civili all'ambiente, ricordo il referendum contro il nucleare, l'acqua pubblica, per non ricordare, diciamo, i fatti di oggi, la corruzione, da 20 anni da Mani Pulite ad oggi nulla è cambiato, anzi forse si è aggravato, per cui un partito che rappresenta la legalità, la questione morale in questa Italia e in Europa non solo è utile, ma è indispensabile per dare un futuro diverso ai nostri giovani, perché questa Europa deve essere cambiata, ma deve essere cambiata su basi e valori diversi.